Archiviate le elezioni politiche con la straripante vittoria nell'isola del Movimento 5 Stelle, quelle regionali di novembre che hanno consegnato Palazzo dei Normanni e Palazzo d'Orleans al centrodestra. In Sicilia si tornerà alle urne per le amministrative. Il 10 giugno sarà chiamato al voto un terzo dei comuni siciliani, 137 in totale. Si voterà col sistema maggioritario a doppio turno in 18 comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, il resto sotto soglia 15.000. 5 i capoluoghi di provincia coinvolti: Catania, Messina, Siracusa, Ragusa e Trapani. In quest'ultima città commissariata si ritornerà a votare dopo l'elezione shock dello scorso anno, quando al ballottaggio non fu raggiunto il quorum dei votanti necessario per eleggere l'unico rimasto in corsa, dopo il ritiro dell'altro candidato sindaco Girolamo Fazio, travolto da un'inchiesta di corruzione nel pieno della campagna elettorale. Nell'Agrigentino i comuni interessati al voto sono Alessandria della Rocca, Burgio, Calamone, Cicamastra, Castrofilippo, Cianciana, Grotte, Ioppolo Giancaxio, Licata, Luccasicola, Menfi, Ravanusa, Sambuca di Sicilia, San Giovanni Gemini, Sant'Angelo Muxaro, Santo Stefano Quisquina. Solo in un comune si voterà con il sistema elettorale maggioritario a doppio turno e dove comunque potrebbe esserci il ballottaggio. Si tratta di Licata, affidato attualmente alla gestione commissariale guidata da Maria Grazia Brandara dopo la sfiducia approvata dal Consiglio Comunale nei confronti del sindaco Angelo Cambiano. 2 invece i sindaci che non si potranno ricandidare perché stanno appunto per concludere il loro secondo mandato. Si tratta di Vito Ferrandelli a Burgio e Vincenzo Inga a Calamonaci.